Era da tempo che la banda della Clio Blu agiva quasi indisturbata con furti in casa e non solo, ma il fiuto dei carabinieri ha portato al pedinamento, all'inseguimento e infine all'arresto dei 3 componenti. Si tratta di 2 fratelli, Mario e Michele Cari, 37 e 26 anni, e della fidanzata di quest'ultimo, la 33enne Teresa Helt, tutti e 3 di etnia Sinti. Pregiudicati, residenti a Solagna, avevano agito un po' in tutte le province del Veneto. Tutto parte con i furti in casa a Marostica perpetrati dal 29 ottobre al 3 novembre. Le indagini investigative hanno permesso di risalire al proprietario della Clio, Michele. Ieri il pedinamento dei 3 che, non sapendo di essere sorvegliati a Loria, infrangono il vetro di un Audi Q3 ed asportano una borsetta. Ripartono sempre pedinati dai carabinieri, si fermano a Castelcucco dove uno di loro entra in un'abitazione, gli altri 2 fanno da palo, ma trovandosi di fronte alla proprietaria si dà alla fuga con i complici. È in quel momento che i carabinieri, stazione e forestale di Asolo si mettono all'inseguimento e li bloccano dopo 2 chilometri. Il modo di procedere dei ladri era quello di suonare il campanello se nessuno apriva, scassinare porte o finestre ed entrare, oppure se qualcuno alla fine andava ad aprire la porta, dire che era arrivato l'arrotino. Numerosi gli oggetti atti allo scasso, spray al peperoncino ed una pinza per avvicinamento ritrovati. Le forze in campo di qualsiasi comando di compagnia, stazione, provinciale, poi alla fine si uniscono in uno sforzo comune che è quello di assicurare alla giustizia persone che consumano reati sul territorio, vedasi i furti in abitazione. Sono molto contento delle segnalazioni che ci arrivano da parte dei privati cittadini perché ci aiutano a condurre le indagini e anche spesso a indirizzarle nel modo più giusto. All'operazione hanno preso parte i carabinieri della stazione di Marostica, di Solagna, la sezione operativa di Bassano. Per i 3, traduzione presso i carceri di Padova e Venezia in attesa di convalida dell'arresto.